Paolo Menuzzo, fondatore di Kame, il vostro è un settore ad altissima tecnologia. Allora con lei guardiamo al futuro, cavalcando appunto l'onda della tecnologia e le chiediamo, guardando tra 30 o magari 50 anni, come sarà il suo settore? Fra 30 e 50 anni è un tempo un po' troppo lontano, però io vi dico, fra 3 anni sarà rivoluzionato completamente quello che abbiamo adesso, fra 5 anni sarà ancora di più rivoluzione, perché diciamo viviamo un tempo che le tecnologie eccetera sono talmente veloci che una diventa obsoleta appena la mandi fuori. Quindi sarà diciamo un'evoluzione continua, come sono stati questi ultimi 4-5 anni, che certe cose non si pensava e invece ci sono già, però diventano obsolete in poco tempo, quindi fra 50 anni la sicurezza non lo so come sarà, ma di sicuro sarà potente. In questo momento le richieste su quale fronte sono maggiori, diciamo, tra i tanti servizi che voi offrite? C'è il controllo delle persone, ma anche la sicurezza nei confronti del terrorismo, perché qua da noi ancora non si sente, però in tanti altri paesi hanno dei problemi con il terrorismo che sono piuttosto diciamo gravi, e quindi ecco, controllo degli accessi, controllo delle persone, controllo delle autovetture, controllo di certi siti, di ambienti, e questo diciamo a noi porta un business continuo perché c'è un'esigenza continua. Ogni paese ha la sua esigenza che è diversa, per esempio nei paesi arabi è diversa da quella che c'è qua da noi è diversa rispetto a altri paesi in via di sviluppo, eccetera, eccetera. E quindi bisogna essere molto monitorati, capire esattamente cosa c'è in quel mercato, che esigenze ci sono e creare un mercato e dare la soddisfazione a chi ti commissiona certi sistemi di sicurezza.